Siamo live, ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. L'ospite di questa puntata è Daniele Raco. Ciao Daniele, come va? Ciao Daniele, ciao Stefano. Ciao. Torna a co-condurre di nuovo Stefano Rapone ai noi, però ormai... Stavolta ho conquistato la postazione di Tinti, ormai mi sto sempre di più prendendo Tintoria e tra poco diventerò anche io calvo. Questa Bravo. secondo me è la Sì, mia... tra l'altro c'è una luce che sembra veramente che sei in collegamento dal paradiso, che stiamo facendo una seduta spiritica. Fa Sembri... un po' cocoon. Sì, E, sì, veramente. e nel paradiso c'è Tintoria. Nel Questo... paradiso, esatto, nel paradiso c'è Tintoria. Nessuno si libererà mai di questo podcast, dove sono molto contento di aver invitato finalmente Daniele Raco, perché con Daniele, con te voglio parlare di un sacco di cose in realtà. Un sacco di cose. Sì, un sacco di cose, perché allora partiamo proprio dalle basi. E tu sei comico genovese e io e te abbiamo anche una differenza di età che lieve, però insomma che c'è, e anche di età professionale, per cui tu hai visto tutto un mondo di comicità che a me affascina molto e che io non conosco per niente. Io molto banalmente io mi sono approcciato alla comicità guardando i comici americani Sì, su YouTube. anche io. E sono entrato direttamente nel mondo della stand-up comedy già costituita, diciamo. Sì. E invece tu hai un background diverso, cioè nel senso questo voglio sapere, un ragazzo di Genova Sì. che decide di volersi esibire, che step hai fatto? Cioè, qual è stato il tuo percorso per finire qui a Tintoria? Allora, se andiamo proprio all'inizio, Sì, perché tutte cose che io non conosco e mi interessano io ho veramente 48 molto. anni, sono del 72, sono Sì. ancora di quella generazione che andava a letto dopo Carosello. vedi. Quindi se vi andate a cercare, c'era questo un modo di dire, fa Sì, sì, parte proprio sì. della storia Sì. d'Italia. E dopo Carosello però c'erano gli spettacoloni, cioè quelle robe proprio belle, no? Venerdì, sabato sera soprattutto. E io ricordo un signore, ma io potevo avere 3, 4, massimo 5 anni. C'era questo signore che si chiamava Walter Chiari, che faceva la stand-up comedy, perché usciva come Walter Chiari in smoking, elegantissimo, bellissimo uomo tra l'altro, molto affascinante, e faceva questi monologhi di 20 minuti su Rai 1, cose meravigliose, molto molto divertenti. E io da piccolo, quando mi chiedevano, sai, la domanda cosa vuoi fare da grande, io dicevo voglio fare Walter Chiari, cioè, che non sapevo neanche il mestiere, no? Che facesse. Poi nella mia vita verso i 6-7 anni è arrivato veramente come un uragano Beppe Grillo, che Certo. adesso noi Giusto. conosciamo solo per la parte politica più o meno, come posso dire, contestabile, e invece noi l'abbiamo conosciuto ma veramente come comico, ma come grande comico, era estremamente divertente, e anche scorretto. Lui aveva questa cosa che quando gli dicevano di non dire una cosa, lui cominciava proprio con quella cosa lì. Le sue ospitate a Sanremo rimangono secondo me storiche, e quindi noi alle elementari facevamo tutti l'imitazione di Beppe Grillo. Questo era. Io Ce la puoi fare adesso la limitazione di Beppe Grillo? Beh, lì ragazzi è una cosa pazzesca, veramente. Molto Ma bello. fioccavano le note, Sì. io l'ho fatto in un'interrogazione di storia alle medie, sulla seconda guerra mondiale. Ho detto: "Beh, lì prof una cosa incredibile, c'erano gli inglesi da una parte e però questo era. Mhm. E poi Quando l'ho conosciuto gliel'ho detto, gli ho detto: "Mi sei costato qualche nota sul registro." lui come l'ha presa? Bene. No, beh, è una persona di una gentilezza disarmante e di una cultura comica infinita. Infinita. Tra l'altro salutiamo assiduo Sì. ascoltatore di Tintoria, lui, figurati. Io spero di sì. Prossimo ospite di Tintoria, Prossimo ospite, possiamo sì. arrivare a Beppe Grillo. Quella la vedo un po' dura. Certamente Beppe Grillo. E quindi tu dici voglio fare Walter Chiari, e poi Sì. quando però è il momento di salire sul palco, cioè che step hai fatto? Dici vado a fare No. questa cosa qua, vado a studiare questa cosa qua, vado No, a... io ho fatto, vabbè, intanto ho fatto gli studi da odontotecnico, quindi ho iniziato a lavorare come odontotecnico. Poi la sera andavo
uscivo con gli amici, c'era un locale ad Albisola, che è vicino a Savona, la mia città, dove c'erano gli strumenti a disposizione, quindi chi vuole, si creavano delle jam session stupende. E io leggevo questi monologhetti, queste battute che scrivevo, e effettivamente la gente gradiva. Poi ho fatto una scuola di teatro, ma amatoriale, con una compagnia amatoriale, e poi passo passo, perché non esistevano open mic, non esistevano laboratori, non esisteva niente. Quindi io ho iniziato partecipando a un festival, che era il Che festival? Festival Nazionale Cabaret a Torino, 1992. E poi da lì andavo, quando c'erano c'era un altro locale in Liguria, nel Ponente, a Loano, che si chiamava La Bella Marinella, gestito da Renzo Sinacori, comico siciliano trapiantato in Liguria, e lì io andavo a supplicare chi era in programmazione. Parliamo di Enrico Brignano, non ancora famoso, parliamo di Pino Campagna, il povero Marino Guidi, sostanzialmente era la vecchia scuola milanese, Carletto Bianchessi, tutta questa gente qui, Eddie e Max, che poi erano Max Pisu e il suo socio quando facevano coppia. Io andavo lì e dicevo: scusa, avevo 20 anni, cioè, mi posso fare 5 minuti prima del tuo spettacolo? E facevo l'apertura. Ah, si Ma faceva già allora quindi questa cosa? Cioè, è una cosa Assolutamente che già sì, assolutamente avevi... sì. Allora, l'apertura si è sempre fatta. Poi sono andato, qualcuno mi ha dato qualche numero, alla fine ho fatto anche un giro a Roma e c'era un locale che si chiamava Gildo, che era di Teo Mammucari. E lì non facevo l'apertura, facevo la chiusura. Quindi io salivo sul palco tipo all'1:30 del mattino quando non c'era più nessuno. Ed era cos'è peggio, apertura o chiusura? No, ma la chiusura è... Poi ti dicono, sono tutte esperienze palestra, l'ho trovata una palestra non necessaria. Con la gente che Poi, se ne va o ma già se n'è no, ma hai andata. capito? Ma poi con Teo Mammucari che aveva questo gioco che faceva lui, che ti presentava in levare. No? Per cui io, fai conto, 21 anni, un ragazzetto, ne dimostravo 15. Spaventatissimo ovviamente, no? Da questi romani che ti mangiavano appena provavi a fare una pausa teatrale, entravano con 100 battute, il pubblico, e quindi ti facevano male. E lui mi presentava così, tipo: mo c'è uno che arriva, dando cazzo arrivi, Savona, dando cazzo sta Savona, boh, non lo so, ma dice che fa ride, vedevo un po', così. Cioè, quindi poi a Luna tu dovevi salire in questa maniera. Beh, Madonna. fantastico. Meraviglioso. Sì, sì, la famosa la gavetta che uno dice: guarda, se Ma me la non è, risparmiavo, se me la ma sì, risparmiavo cioè, non cambiava niente per me, forse mi risparmiavo anche qualche si brutta può, nottataccia. si può fare anche senza. Sì, Però venire a Roma a 20 anni, io ci venivo tutte le settimane a fare questa roba qui, e mi muovevo sostanzialmente fra due locali, tra il Gildo e l'Alfellini, che era la Piramide, poi si è chiamato Al Mastroianni per un ok. periodo, però io lo frequentavo come i tempi dell'Alfellini. Anche lì c'era Max Giusti, che era il comico resident, e poi altri che giravano. E Posso, devo dire che mi avevano preso però lì in simpatia, ma la posso prima chiedere volta, la prima volta mi sono Ah, fatto sì, male, finisci, male. finisci. No, No, la volevo prima volta mi capire... sono fatto male. A un certo momento un signore, mi ricordo, c'era una coppia, marito e moglie, che vedeva lo spettacolo, me ne ha dette talmente tante, ha fatto talmente tante battute su di me, che non riuscivo a parlare, che a un certo momento la moglie le ha detto: lascialo stare, è ragazzino. Madonna. Ma Proprio... come erano sti posti? Io, cioè, proprio non me li immagino fisicamente, perché poi Vabbè, cioè, adesso cioè, molti locali poi forse non ci stanno neanche più, immagino, o ci stanno ancora. Erano teatri, cos'erano? allora, guarda, l'Alfellini era veramente molto bello, concepito come un teatro. C'era questo palco piccolino col sipario che si apriva, e era proprio come posso chiamarla, la cantina cabaret, quella classica. E stessa cosa il Gildo, ma era molto più piccolo. Il Gildo era piccolissimo, ci stavano strette strette 50 persone forse. E, Però da lì è passata tutta la comicità romana, cioè dell'epoca, no? Che poi hanno fatto Mamma mia che impressione, che poi erano Enzo Salvi il socio, Dario Bandiera. Io mi ricordo quelli con cui ho Mhm. diviso un po'.
Ma c'era anche la musica? Cioè in questi locali era tipo... No, era proprio, erano dei cabaret, cioè si faceva proprio solo comicità. E quindi c'era, la gente andava là a bere, mangiare mentre vedeva lo Bere, spettacolo? mangiare, c'era la cena e poi iniziava lo spettacolo. Vedi? Tipo lo Bello. Zelig come adesso, però più piccolo. Sì, beh, lo Zelig è tutta un'altra, lo Zelig Sì. inteso come locale è tutta un'altra storia. Sì, Credo che un'altra... rimanga Ok. uno dei più bei posti dove fare il Sì, comico. sì, è Ma molto In tipo, bello. assoluto. ma tipo lì, cioè, io sono curioso perché cioè, questi locali io non l'ho più visti. Cioè, noi abbiamo Roma. ricominciato a fare questi locali di questo tipo, ma da zero, perché non c'era niente Sì. di No, poi questo. secondo me a un certo momento, questo modo di fare questi posti sono un po' spariti, cioè non esistevano più. A Roma forse era rimasto Re per una notte, che però era una battaglia. Non ci sono mai stato, ma me lo raccontavano come una cosa proprio dove ti picchiavi col Incredibile. pubblico, cioè, Mm. qui non ha neanche tanto senso, non è né cabaret né stand up né comicità né teatro, è animazione ma col coltello fra i denti, no? Madonna. Ma Non ha scusa, veramente senso. ma era ogni sera ti facevano queste cose o solo una volta ogni C'erano dei settimana posti dove magari? si lavorava ogni sera, io ci venivo nel fine settimana, perché ancora Mm. lavoravo anche, quindi ci venivo nel fine settimana. E dormivo, la domenica sera, io poi prendevo il treno il lunedì mattina presto, cioè il primo treno era alle 5 qualcosa, dormivo alla stazione Termini. Ah, Ammazza. Sì, perché capito, cioè i soldi erano pochissimi, per cui dormivo alla stazione Termini, perché tanto era 3 ore e quindi stavo lì. stavi là e diciamo aspettavi più che dormivi. Dormivo sul treno, poi insomma vabbè, un po' di Ma Certo. quella roba lì ce l'ho anch'io. le serate erano pagate oppure erano, Beh, cioè, tipo ecco, mai? questa però è una cosa che ci tengo a dire, poco magari, ma erano tutte pagate. Ok. Ti pagavano. Cioè se tu andavi lì ti prendevano a fare 20 minuti, Mhm. è perché comunque valevi qualcosa e quelli ti pagavano. Ma questa Bene. cosa, cioè io Vedi? sono stupito da questo mondo che non, proprio veramente, cioè come se noi, cioè come se ci fosse stata una civiltà, no? Che tipo i Maya, Degli per dire, no? Aztechi, sì. Capito? E No, poi noi, È l'altro ieri, no, qualche anno esatto, fa. che cronologicamente è pochissimo tempo, però poi Sì. quando noi abbiamo iniziato a cercare locali dove esibirci, non c'era, cioè proprio non c'erano locali che facessero spettacoli comici dal vivo a Roma. Però fai conto che tra Savona e Genova, che poi io vivevo a Savona e il punto di riferimento, la città più grande era Genova, c'era qualcosa, ma erano pochissimi e soprattutto non eravamo coalizzati fra di noi. È nata dopo la storia di fare i laboratori, no? E quindi essere in tanti e poter provare 5 minuti. Cioè tu dovevi avere 50 minuti, un'ora di spettacolo e ti schiantavi, ti facevi malissimo perché cioè, iniziando non puoi avere un'ora che funziona No, tutta, certo. quindi sparavi 10 minuti forti e poi E poi galleggiavi. mamma mia, mamma mia. Ma perché per esempio a Roma, quando poi appunto da questo periodo che è veramente l'altro ieri che racconti tu, a quando poi abbiamo iniziato noi, il gap in Sì. mezzo sarà stato di massimo una decina d'anni. Tu fai conto che io quest'anno festeggio 28 anni da quegli anni lì, ma 28 anni di Ecco, carriera. forse più di 10, forse almeno Forse pure 20, non lo so, 15. 15-20 anni e mezzo, però a un certo punto questi locali dove si faceva sì, cabaret o comunque spettacolo comico dal vivo hanno chiuso tutti o comunque hanno tutti. smesso di farlo. Guarda, c'era una quantità di posti, ad esempio nell'asse tra Varese e il Veneto, quindi fino a Mestre, ma c'era una quantità di locali che magari non facevano la serata comica, cioè tutte le sere, però c'era, non so, il giovedì, o il mercoledì o la domenica era una delle serate papabili, il sabato, erano dedicate alla comicità. Per cui io partivo da Genova e facevo tutta la settimana in giro. Facevo tutto l'asse, ma tra Bergamo e Brescia ce n'erano tantissimi. Ma Bellissimo. Mazza. Ma tanti. Per cui secondo te, guadagnavi anche bene. In lire secondo te guadagnavi anche che è bene. successo? Cioè, perché poi tutti questi posti in tutta Italia hanno chiuso? Cos'è successo? C'è stato, perché poi volevo anche Beh, arrivare a questo, se la c'è sta televisione... sì, c'è stato Ah, quello. C'è stato che, è arrivata la televisione, è arrivato fortissimo e inaspettato secondo me, perché quella generazione lì ancora si leccava le ferite del drive-in, sì. no,
Cioè il drive-in aveva fatto questo, cioè aveva azzerato gli spettacoli dal vivo, la gente guardava il drive-in e voleva solo i comici del drive-in. E loro lavoravano veramente a delle cifre spaventose per l'epoca e solo loro. Poi c'è stato un momento di calma dove sono arrivato io, ma c'erano già appunto i nomi che ti dicevo prima che erano forti e giravano. È arrivato Zelig in televisione, ha fatto il passaggio dalla seconda alla prima, ma già quando era ancora in seconda serata già era molto forte, già si volevano quelli, però in un primo momento ha fatto da traino. Tutti volevano la comicità, ma i nomi di Zelig non se li potevano permettere, per cui c'eravamo noi. E poi alla fine no, perché alla fine tanto la gente non ci andava più a vedere lo spettacolo dal vivo, aspettavano tutti il venerdì sera per vedere Zelig in TV. Faceva, ragazzi, però se vi andate a vedere gli ascolti della prima serata, dei primi anni della prima serata, loro sono arrivati a 14 milioni, cioè delle cose fuori, se lo guardavano tutti. Sì, cioè proprio letteralmente tutti quanti. Guarda, io ne ho avuto la sensazione precisa la prima puntata che ho fatto di Zelig Off, quindi andando in onda a mezzanotte più o meno, eppure Zelig Off lo guardava, faceva una media di 2,5, 3,5, stava lì. E io mi sono accorto che uscendo per andare a fare la spesa mi riconosceva la gente per strada. Quando poi ho fatto la prima serata, cioè non ti dico, è stata una bomba. E a Genova, dove piuttosto che riconoscerti per strada, si mangiano una merda, cioè, quindi non te la danno mai la soddisfazione. In bei tempi in cui c'erano solamente 6-7 canali e non... Incredibile. No, in realtà sì. Beh, poi c'è stata un'altra cosa che io ho fatto prima ancora di tutto questo, che era il Seven Show. Infatti ti volevo chiedere di questo io, infatti. Dimmi tutto, racconta. Beh, il Seven Show io non ho fatto le prime edizioni, quelle secondo me più belle. I primissimi Seven Show secondo me erano talmente veri, erano molto... era molto lo spettacolo dal vivo portato in TV, era Ma che poi veramente preso dai locali. andava in onda, cioè io a Roma sicuramente io lo vedevo a Roma, quindi, però non so se era una cosa in tutta Era Italia. in un circuito nazionale, però Ok. sulle reti private, perché in realtà ti vedevano davvero in tutta Italia. Mhm. Io quando ho fatto il Seven Show io, uno degli autori era Mirko Settaro, dei 3-3, anzi il capo autore. Ok. Si girava a Roma e ho fatto 3-4 puntate, pesavo 150 kg, portavo gli occhiali che mi davano fastidio le luci, veramente un bambinone ciccione cresciuto, e ci sono, su YouTube le trovate. Che ti devo dire, è stata la primissima televisione, quindi ero emozionatissimo. Ma che anni erano quelli? 2000 90. forse? Ah, no. No, secondo me non siamo qua 2000, no, è prima, 97, 98. Però là forse era ancora quella, cioè, quello ancora che bello, diciamo, insomma, dove c'erano ancora, c'era No, Teo no. Mammucari pure che faceva... Sì, io l'ho fatto l'anno che presentava Teo. Sì, sì, io me lo ricordo. E ci eravamo rivisti lì poi, no? Dopo che io ero stato nel suo locale, ci eravamo rivisti lì. E quindi Lì era uno studio oppure era un locale che poi ha era un adibito? locale, aspetta, come si chiamava, mio Dio? Non me lo ricordo, ma era uno di quei locali molto grandi dove si faceva la comicità a Roma. Non mi ricordo, non me lo ricordo proprio, l'ho rimosso. Ma è uno dei posti storici. Vabbè, tanto che Stefano lo cerca, allora io ti volevo chiedere una cosa. Quindi, prima c'è stato questo momento di spettacoli dal vivo, di locali, tantissimi locali, poi arriva Zelig che monopolizza un po' l'attenzione del Sì, pubblico nel bene e nel male, cioè prima fa da traino e poi diventa un po' sì. l'unico punto di riferimento. E quindi a quel punto che meccanismi si attivano? Cioè per arrivare, perché questa è un'altra cosa che io e Stefano non viviamo, per arrivare a Zelig, che diventa l'obiettivo, cioè l'obiettivo uno Certo. lavora per arrivare a fare Zelig. Che cosa bisognava fare? Cioè qual era l'iter per cui un comico poteva arrivare a fare Zelig off o ancora meglio appunto Zelig? Tanto bisogna fare un piccolo passo indietro. Zelig era già una realtà nella comicità italiana pazzesca, cioè tutti quanti volevano andare a fare la settimana a Zelig.
prima della televisione. Quindi io ancora ho fatto i provini per andare a lavorare a Zelig, cioè per andare a fare la settimana. Tu facevi proprio dal lunedì alla domenica e il sabato doppio. Era sempre pieno, cioè lo Zelig era sempre pieno. E non era lo Zelig di adesso, era nel locale che si trova a fianco a Zelig, nello stesso cortile che adesso è il Ragù, è un locale alla moda molto figo. Tu fai conto che il fondale era in Eternit, il fondale del Pride, ma una roba meravigliosa. Però volevamo andare lì perché lì era nata in qualche modo la squadra dei comedians, no? Quelli che poi hanno fatto il film con Salvatore, quindi Bisio, Paolo Rossi, Tania, esatto. Quelli che hanno fatto prima in teatro Comedians e poi è diventato il film Kamikaze, ed era la loro casa. Quindi andare a fare spettacolo a Zelig era un punto d'arrivo. Nel frattempo Zelig va in televisione, prima con Facciamo Cabaret e poi con Zelig. E io ero lì in mezzo, però ero il ragazzo di bottega. Giancarlo Bozzo mi vuole molto bene e quindi mi chiamava per fare tutte le aperture. E io andavo a fare le aperture, insomma, facevo palestra, no? Ogni tanto arrivava qualche seratina pagata. E questo era, però troppo giovane per le prime trasmissioni. Poi ci ho messo un po' a arrivare in televisione con loro. Ci ho messo veramente tanto. È un capitolo lunghissimo. Beh, no, perché appunto questa è tutta una cosa per me molto interessante, perché prima il momento, cioè proprio la consacrazione anche professionale ed economica arrivava con la televisione che ti faceva fare proprio il salto, mentre adesso ci sono tutti altri strumenti di promozione, banalmente, che possono essere i social, può essere YouTube. Alcuni di noi hanno usato i social veramente molto bene, cosa che mi rammarico di non saper fare, perché io sono in quel limbo, no? Sostanzialmente tra la televisione e i social, una generazione di mezzo che ma alla fine pure noi un po', no? Cioè. Però sì, c'era questo, no? Io ho fatto il primo Zelig Off dopo essere stato scelto per dirigere il laboratorio territoriale. Zelig aveva creato questi laboratori territoriali in giro per l'Italia, c'era a Roma, c'era a Napoli, c'era in Sicilia, in Piemonte, in Veneto mi pare, e in Liguria, a Genova, lo dirigevo io. E quindi poi non che fosse automatico andare in televisione, ma ti riconoscevano comunque sia una capacità. Sì, avevo comunque, no, è chiaro che se tu sei lì e non è che fai solo il conduttore, ma ovviamente dai consigli a chi porta i pezzi, vuol dire che insomma, dopo niente, non sei. Posso chiedere una cosa? Prego, scusate, sto parlando solo io. No, scusaci tu perché abbiamo un sacco di domande, però poi ogni tanto ti interrompiamo perché sono tutte cose che a noi ci affascinano un sacco, ci interessano. Tra l'altro adesso cercavo il locale, c'è scritto Pala 7 Show, non so se è quello, cioè forse è quello stesso. Sì, però era Palacavicchi. No, però Palacavicchi che sembra fighissimo. Pensa tu. No, era fighissimo, era immenso, cioè, perché noi facevamo delle cose registrate il pomeriggio che erano le gag al bar piuttosto che e poi invece la sera facevamo i pezzi dal vivo, ma veramente con 1500 persone. Sì, perché è immenso, il Palacavicchi, un monte di gente, manifestazioni, fiere, cioè proprio è gigante. Io ho conosciuto Pablo e Pedro, con cui poi ho fatto anche il tour di Zelig, quando ho fatto il tour estivo, li ho ritrovati lì. Tra l'altro quella per me è una comicità che io adoro la stand-up, ho sempre voluto fare solo questo. Io mi vanto... sì, ma io mi vanto di aver portato non i monologhi, cioè quel tipo di monologhi, un po' più cattivi, un po' più feroci, un po' più scorretti, poi vabbè, subivo dei tagli ovviamente insomma veramente a sangue, però ho sempre difeso. Io mi vanto di aver portato la stand-up a Zelig. Tutti dicono ho portato la stand-up, io l'ho portata a Zelig. Beh, ognuno si trovi uno specifico in cui portare, giusto? Sì, anche la stand-up si scherza. Sì. Stavo vedendo allora, che tra l'altro questo lo dico anche a Daniele, che ho scoperto che il primo conduttore del Seven Show era Demo Mura. Assolutamente sì.
che è venuto anche a battute, sì, Personaggissimo Demo Moore. ha condiviso dei Meraviglioso. momenti belli con Daniele. Sì, abbiamo fatto insieme battute, abbiamo chiacchierato. E Stefano, c'hai una domanda perché sennò io ce n'ho Sì, c'è varie. una domanda che era, adesso appunto si parlava dei laboratori Zelig che tu hai diretto, diciamo, tu hai Sì, organizzato questi lavori. Ma prima, quando facevi ancora quando hai cominciato, appunto, che facevi questi locali romani o in altri sì. posti, c'erano anche lì laboratori oppure era una cosa che cioè, tu andavi e... No, cioè andavi e tu eri il comico della serata. Quando era un po' più organizzata c'era qualcuno che ti presentava, che poteva essere il direttore artistico del locale, piuttosto che il proprietario, piuttosto che qualcuno, se no salivi, buonasera e cominciavi, oppure magari ti registravi una base. Io ad esempio avevo una cosa carinissima, avevo incontrato Tonino Accolla, che era la voce italiana di Homer Simpson, e dopo una bella sera passata insieme così, a parlare anche del meraviglioso doppiaggio che fece di Raw, nudo e crudo. Era Strana lui. quella cosa, sì. Eddie Fantastica, Murphy, perché sì. uno che doppia uno spettacolo di stand-up in italiano e non sa niente di comicità, non ha mai fatto il comico, secondo me era stato Quello è straordinario. uno stranissimo prodotto da guardare ancora adesso, il Però ridoppiaggio della stand-up. però è straordinario quel doppiaggio. Allora, avevamo parlato di questo e poi io alla fine avevo osato, vincendo la mia timidezza, ho detto non è che mi registreresti una presentazione Bellissimo. con la voce di Homer Simpson, quindi io quando non c'era presentatore venivo presentato da Homer Simpson. Questa cosa te la Stupendo. invidio tantissimo, ecco. Ce l'ho da qualche parte ancora. Ma quindi, cioè, allora questa cosa dei laboratori è nata con Zelig, perché prima non... Sì, beh no, in realtà no. Questa Ok. cosa dei laboratori, almeno storicamente per quello che riguarda me, ma credo che fosse uno dei primissimi se lo era inventato Dado Tedeschi. Ah, Ah, che salutiamo. Sì, che salutiamo sempre, Dado, mio fratellone. E Certo. Dado aveva inventato veramente questi laboratori che facevamo al Caffè Teatro. Caffè Teatro, anche lì, locale storico del Varesotto, dove hanno creato il loro sodalizio artistico Aldo, Giovanni e Giacomo, ad esempio, però bazzicato veramente da tutta la comicità milanese, i comedians, poi Flavio Reglio, Ale Franz, Leonardo Manera e quant'altro. E noi facevamo un laboratorio la domenica sera lì. E questa cosa strana. come funzionava il laboratorio? Cioè voi vi provavate i pezzi tra di voi? Noi provavamo i pezzi fra di noi e era un brainstorming. Dal Okay. pomeriggio ci vedevamo lì, magari guardavamo un po' le partite, poi però ci mettevamo a lavorare sui pezzi, tutti sui pezzi di tutti, eh. Era proprio un bel gruppo, molto affiatato. Vedi. Sono uscite fuori delle belle cose. Proprio Eh, io lì ad esempio ho capito che ogni tanto io provavo a cimentarmi in qualcosa di più vicino al cabaret e alla comicità che andava in Italia fino a qualche anno fa, no? Che era poi quella del personaggio, della gag, del tormentone, niente. Io ogni volta che provavo a fare una cosa del genere mi Sì. schiantavo, che proprio non sono capace, non è la mia... A me piace raccontare le cose e e quindi alla fine lì ho capito che io dovevo solo raccontare delle cose, fine. beh, ah, sembra anzi un È po' solo che non c'era spazio, sai? Cioè nei primi Zelig, per chi faceva come lo chiamavano, il monologhista, o addirittura io che fieramente dicevo stand-up comedian, già allora, non c'era proprio, cioè dicevano no, vabbè, ma il monologo no, cioè come facciamo? 6 minuti di uno che racconta, come si fa? volevano E doveva essere tutto veloce, oppure Mm. bisognava giocare tanto con la conduzione, perché la conduzione doveva esserci il più possibile. Avevano un'idea precisa di quello che volevano, eh. E quindi il monologhista non ci stava molto poco. Se vai a vedere storicamente è una cosa delle ultime edizioni, degli ultimi anni. Mm. Giacobazzi piano piano Andrea si è svestito, no? È arrivato lì come personaggio, faceva questo poeta, e poi piano piano ha iniziato a togliere gli occhiali, poi ha tolto la giacca, poi ha tolto le scarpe e alla fine si è presentato come Giacobazzi che faceva i monologhi. e sen Sempre più nazional popolari, ma sempre monologhi.
Senti, invece una domanda per tornare ai laboratori che organizzavi anche tu a Genova. E Sì. lì quindi come funzionava? Allora, giovane ragazzo genovese viene da te e dice: Guarda, io vorrei provare a fare queste cose, vengo a fare il laboratorio, e voi provate quindi questo laboratorio all'inizio solo tra comici o già comunque sia con un po' di pubblico in delle serate X? No, 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 noi facevamo, intanto facevamo i provini a inizio stagione, quindi creavamo tramite questi provini una squadra di Sì, lavoro. Questo è il primo anno. Poi negli altri anni avevamo magari 3, 4 posti, 2 posti, 1 posto, perché magari c'era la squadra già formata, qualcuno mollava, qualcuno, e quindi questo era una squadra di comici su cui si lavorava per una stagione. E facevamo gli incontri pomeridiani e la sera si andava in scena col pubblico. okay. E poi Veramente. se tu vedevi qualcuno, diciamo, promettente o bravo, dicevi a Zelig: Beh, "Milano, non ero io, c'erano gli autori della trasmissione che si Okay, che dividevano venivano i a vari vedere." laboratori. Ad esempio a Genova è venuto per tanti anni Carlo Turati e Okay. Teo Mh. Guadalupi, erano loro sostanzialmente. Il primo anno di Murro e Tamburrino e poi da lì credo Carlo, sostanzialmente Carlo e Teo. Quindi Ehm, loro venivano a dire: "Tu non sei male, vieni a provare allo Zelig solo locale", sì. e poi qualora fosse andata bene quello dicevano: "Okay, puoi venire a regge". C'era un sacco di step. Infatti era parecchia strada. C'era c'era un sacco di step, era veramente, non era così diretto. Cioè tu magari diventavi un idolo nel laboratorio di Genova e poi però quando si andava a Milano, mh, Mh. Che Sì. roba. No, infatti è un percorso lungo, eh, immagino soprattutto un ragazzo o una ragazza ancora di più, cioè, sono pochi adesso, erano numericamente pochi le prima. cercavamo come non so cosa, ma non ce n'era veramente pochissime. Infatti Ehm, io mi incazzo molto quando sento parlare di discriminazione. Cioè, io nella mia carriera, ne ho viste sempre troppo poche di donne, mi sarebbe piaciuto vedere adesso che ci son di più, che sì. hanno, questa poi tra l'altro, a me diverte molto. Sono molto contento di fare ancora parte di questa cosa, di vedere Di aver vissuto veramente l'evoluzione. Sì, perché sì, effettivamente adesso che effettivamente ci sono comunque molte meno donne di uomini che provano a fare stand-up o comicità, però rispetto a prima sono aumentate tantissimo, quindi tu confidiamo. prova a pensare, no, uno che fa il tiro con l'arco, in un'epoca in cui il tiro con l'arco non se lo caga nessuno. Poi a un certo momento il tiro con l'arco diventa lo sport nazionale. Mh-mh. E tu, che hai sempre fatto tiro con l'arco, dici: "Wow, finalmente." Ecco, io provo quella sensazione lì. Posso chiedere una cosa proprio su questo motivo, cioè su questo punto? Cioè tu come hai scoperto la stand-up comedy, quella proprio americana? Cioè come ci sei arrivato? La folgorazione per me è stato, ho visto Lemmy, credo come molti. Ah, il film, Ho visto okay. il film Lemmy. Allora poi mi son voluto andare a cercare, sentivo sempre parlare di Lenny Bruce. Ce ne parlava sempre Mh-mh. Paolo Rossi di Lenny Bruce. E Ah, quindi, okay. sono andato un po' a cercare quel poco che poi si trova, non si trovava tantissimo. Tieni presente che veramente anche la rete Eh era un sì. po' diversa da adesso, c'era meno roba. Poi ho scoperto questo film, Kings of Comedy di Spike Lee, Mh-mh. questa tournée, e lì io mi sono innamorato di Bernie Mac. Sì, E sono andato a cercare tutto quello che riuscivo a trovare di Bernie Mac, compresi i film, ma nei film è sempre usato poco e male lui, ma dal vivo era devastante, sì, era bravissimo. potentissimo. Quindi poi ho avuto la fortuna, mia sorella per lavoro si è trasferita in Inghilterra e lì, mi mandava periodicamente insomma un po' di materiale, videocassette, DVD, cose. Quando poi sono arrivati i DVD, ho un bel po' di cose. Ho scoperto questo Billy Connolly, questo Ah, come comico no. beh, insomma Eh. abbastanza conosciutello direi. Che poi E non si capisce niente lui quando parla, è cioè comunque molto sì, difficile, però, ha un uso del corpo e della voce sì. straordinario, soprattutto quando era più giovane. Quindi, tutta roba che tieni presente che io, l'inglese lo parlavo poco e niente, no, quindi Mh-mh. andavo veramente, a fatica, non erano sottotitolati, quindi insomma cercavo Mh. di capire delle cose. Però sì, e ho scoperto che questo modo che io sentivo mio di fare comicità, in realtà era il modo mondiale di fare comicità.
è che noi in Italia veramente eravamo indietro di 50 anni rispetto agli altri. Ma Pazzesco. con tutto il rispetto, però da noi veramente ancora avevamo la gag, il tormentone, lo sketch con la storiella. Posso fare una Vai. domanda provocatoria, quindi. Quindi tu trovi differenza tra la stand-up e il cabaret? E ammazza, eh sì. Ah, okay, sì. Allora Eh sì, sì. allora sì. No, no, cioè, ma assolutamente sì. Poi, ma io mi trovo, le faccio ancora le serate. Poi io faccio sempre Daniele Racco, dico la verità. Sì. Però quando mi trovo negli ambienti prettamente stand-up, ma davvero mi sento l'uomo più libero del mondo, cioè, perché so che non ho limiti, quasi di nessun tipo, quasi. Ovviamente quando faccio delle serate dove ci sono, e le faccio, perché qui a Genova c'è un gruppo che si chiama Bruciabaracche, che sono i miei fratellini con cui vado sul palco. Io sono l'unico stand up, poi sì, c'è Antonio Ornano che fa dei monologhi, ma vira molto sulla stand up anche lui, no? È molto crudo ormai, però l'argomento è moglie e marito, quindi è una cosa abbastanza Sì. più a favore del pubblico, no? Io invece sono più scorretto. Poi il resto sono personaggi, mi ci trovo bene, però in un open mic con dei ragazzi che potrebbero essere i miei figli alle volte, io mi sento davvero a casa. Beh. Sono proprio felice del fatto che il mio modo di fare comicità sia finalmente di moda. E poi pensa che bello, quindi uno fa tiro con l'arco, a un certo punto tutti in Italia fanno tiro con l'arco e scopri anche che nel mondo tutti facevano tiro con l'arco. E tu Scopri dici, anche che nel mondo facevano tutti tiro con l'arco alla grandissima, e poi scopri, alle volte, perché se no non saremmo umani, cazzo, c'è della gente più giovane di te che fa tiro con l'arco meglio di te. È anche giusto. questo è un mestiere infame dove Sì. purtroppo c'è sempre qualcuno più bravo e Ma un va po' ma e va un po' benissimo. sotto i baffi. Però guarda, ti posso dire che non ho mai invidiato nessuno, nel senso, io son veramente, quando un comico fa ridere io rido, ed è una cosa rara che non si fa. Quando ancora facevamo i provini per le trasmissioni, mi guardavano male perché io ridevo ai provini degli altri, mi dicevano: "Non si ride ai provini dei". Ma cazzo si ride? Mi fa ridere, rido, ma perché non devo ridere? Era Senti, come se gli dessi un vantaggio, no? e ti succede anche la cosa che una delle cose che a me fa più ridere è che io pure mi godo i belli spettacoli degli altri comici, però Certo. se un comico o una comica di cui sono amico va male, io rido. Cioè, nel senso, io dal vivo, cioè nel momento in cui, che ne so, se Stefano sta facendo una serata multiple, magari c'è un momento, vabbè, poi Stefano non capita quasi mai, però nei momenti un po' così. Stefano, posso dire una cosa su Stefano che non conosco personalmente? Ha la voce più bella della stand-up italiana, Grazie cioè, mille. ma io non oso immaginare le donne che ti chiamano per sentire la tua voce e basta. Non ci sono, però Perché non lavori in radio, perché peccato, altrimenti vedi. E Potrei appunto parlare alle orecchie di molte donne se lavoro. vorrei Magari. tipo la radio tipo all'orecchio, da avvicinare a sentire. No, scusami, ti ho interrotto, No, dicevi no, una cosa. no, con Stefano che parla avrebbe un grande successo. No, c'è questo momento nelle serate dove tra tante persone, tra comici e amici, che se tu stai sul palco e stai andando poco bene, se senti ridere solo i comici non è un buon segno, perché vuol dire che stai andando male, loro si stanno godendo poi in realtà che cosa? L'imbarazzo, perché No, vabbè, a me ad esempio, a me piace molto quel momento, e negli open mic succede, ma adesso succede anche meno perché piano piano la gente si abitua, quando uno fa una battuta veramente, proprio cioè proprio una roba che non si può dire, e allora ci si crea il giro. Io lì rido ancora più forte, perché mi piace. Questo è proprio il momento in cui godo tantissimo. Ma sì, ma secondo me fa ridere perché è come quando uno sbaglia, cioè come uno se Ma scivola, sì. capito? È come se e quindi tu vedi uno che conosci, che sa quello che fa, poi un momento c'ha un attimo di errore e quindi tu dici cioè ti viene da ridere perché è l'imprevisto che non t'aspettavi, cioè come quando appunto uno scivola, quindi insomma è quello il motivo. Assolutamente sì. Senti Daniele, adesso cambiando un po' argomento, mi parli un po' di wrestling? Io non so cosa chiederti, nel senso che non ho ben capito come ti collochi tu nel mondo wrestling, però cercando, vedendo le cose che le persone mi hanno chiesto, cioè, come si colloca Daniele Raco nel mondo wrestling? Allora, intanto io sono un grande appassionato di tutto quello che è il wrestling. Sì. Da quando ancora in Italia lo facevano sulle TV private lo chiamavano catch.
e lo commentava Tony Fusaro, che è un attore napoletano che di wrestling non sa assolutamente un cazzo, che però si è inventato dei termini straordinari che sono ancora nell'immaginario collettivo, cioè laccio californiano non esiste, spaccacervello non esiste, però noi da piccoli facevamo questo. Prima che ci fosse scritto non provateci a casa. No, ma chi ha mai seguito quella regola lì? Cioè, è una regola del cazzo, perché se John Cena non ci avesse mai provato da bambino sul letto con suo fratello, non sarebbe John Cena, hai capito? Quindi è una regola del cazzo. Quindi fate a casa, bambini, quello che volete, spaccatevi le sedie sulla schiena. Ora, però... No, un grande appassionato. Ci dissociamo noi, c'è questa cosa che fa di moda di dissociarsi. Ed era un sogno, no? Io non ho né l'altezza né il fisico per fare wrestling, però scopro a un certo momento che in Italia esistono delle associazioni sportive dilettantistiche che fanno questo. E allora, prima di compiere 40 anni, io dico, vabbè, io prima di compiere 40 anni devo imparare questa cosa. Quindi mi iscrivo in una palestra che c'è qui a Genova, della Italian Championship Wrestling, che era la realtà più grossa e aveva delle palestre un po' in tutta Italia, e inizio a prendere lezioni di wrestling. Poi scopro che anch'io posso insegnare qualcosa ai wrestler, perché io ai wrestler posso insegnare a fare i promo, cioè a parlare, a fare tutte quelle cose prima del match vero e proprio, no? Quindi c'è uno scambio. E poi a un certo momento ci metto le telecamere, dico questa cosa secondo me è da riprendere, e faccio una docu-fiction che si chiama Combat Comedian, da comico a wrestling in 300 giorni. Quindi io in un anno inizio ad allenarmi fino ad arrivare al mio primo match, che è una Royal Rumble, cioè quindi 30 sul ring, tutti contro tutti. E questa cosa si trova online? Sì, Combat Comedian si trova online, assolutamente. Siamo tutti ad andarsela a vedere. E c'è anche la seconda parte, qualche anno dopo, quando ho vinto il mio primo e unico titolo nel wrestling. Pensavo in ospedale, pensavo. No, ma ti giuro, tra l'altro il match del titolo è un match che viene definito hardcore, nel senso che sono i match quelli con le sedie, il filo spinato, è stato una delle cose più divertenti che io abbia fatto nella mia vita. Beh, allora mo me lo vado a rivedere. Senti, allora, visto che siamo arrivati ai 42 minuti, ti devo fare una domanda di rito. Vai. In teoria è il podcast che promuove la legalizzazione delle droghe leggere, o almeno cerca di farlo. Quindi io ogni ospite che viene, prima gli chiedevo che cosa ne pensi della legalizzazione della cannabis, ma questa domanda non mi dava abbastanza soddisfazione, quindi oltre a chiedere questo, chiedo anche la seguente cosa, a cui ovviamente puoi rispondere come ti pare, sia no comment, sia cazzata, che è: che rapporto hai o hai avuto con la marijuana, e essendo tu un comico, se c'è un rapporto tra l'uso della marijuana e la creatività? Allora, intanto sono assolutamente a favore della legalizzazione. Ho un rapporto abbastanza sporadico con la marijuana, ma sempre molto felice, molto sereno. Che io mi ricordi, ho sempre fumato in occasioni belle, rilassate e divertenti. Quindi un rapporto assolutamente ottimo con le droghe cosiddette leggere. Non ne ho mai fatto uso prima degli spettacoli, però, quindi, o per scrivere, quindi non ti so dire se c'è effettivamente un rapporto. Penso ci possa essere, però, e possa essere solo che positivo. Veramente non vedo cose negative nella Grazie per il contributo. Io prima scrivevo i primi anni non chiamiamola carriera, i primi anni, però insomma i primi anni scrivevo solo fumando, perché fumavo sempre. Adesso ho smesso di farmi le canne per le paranoie, quindi scrivo solo senza, e ho proprio dovuto imparare, perché per me prima era proprio collegato direttamente. È un rito, ma certo. Il bisogno di fumare per partire con la testa, e invece adesso ho imparato a farlo anche senza fumare. No, non ho mai fumato così tanto, perché insomma, ho già collezionato un po' di dipendenze, quindi anche basta. Infatti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, pure qua chiaramente puoi rispondere come ti pare, tu nel tuo spettacolo, o comunque sia, parli della tua ludopatia, del fatto che hai avuto la ludopatia. Un pezzo anche molto bello. Io ho un pezzo, devo parlare di questo, io ho un pezzo che parlo del mio micro momento con i gratta e vinci, e in realtà il gioco d'azzardo è una cosa da cui io mi tengo molto lontano, perché non ci sono mai caduto dentro, però anche per come mi regolo io con le varie
cose che danno dipendenza nella vita, non voglio cascare pure nel gioco d'azzardo. Ma sin da quando sono bambino, se mi dici, cioè se mio fratello mi diceva scommettiamo che, o comunque sia se c'era la possibilità di scommettere, io comunque sia ci cascavo molto facilmente, poi sì. senza... E quindi la domanda che ti volevo fare, al di là di... insomma, è quando cioè una cosa, quando ti sei accorto di essere incline a questa particolare dipendenza? Incline credo di esserlo sempre stato in realtà. Sono molto affascinato da tutto quello che è gioco d'azzardo. Purtroppo mi sono accorto dopo 4 anni di non riuscire a controllarlo ed è durato altri 3, perché sono stati abbastanza devastanti. Quindi adesso per forza di cose ci sto molto alla larga e ho deciso anche di parlarne, perché secondo me, intanto perché Ehm, intanto perché io ho sempre raccontato la mia vita sul palco, poi esagerandolo ovviamente, no, prendendone spunto. Quindi perché non raccontare anche questo capitolo? E poi anche perché se nel momento io mi sono detto, nel momento in cui riesco a portare sul palco questa cosa in un monologo stand up, quindi a deriderla, quindi a sminuirla, ho vinto io, cioè, Sì. no, in qualche modo. E quindi sì, è stata una delle primissime cose che ho fatto dopo aver smesso di giocare. E Sì, poi da lì c'è tutta una concatenazione di eventi, a mio favore su questo discorso che insomma preferirei non sprecare. No, è andata veramente, perché poi, è nato un libro, è nato uno spettacolo ed è la cosa che davvero mi dà gioia, mi dà da vivere, una delle cose che mi rende di più, e quindi son molto contento di farlo. E senti, posso farti una domanda al riguardo che, magari non Ma so. certo. Ci sono anche altri comici americani, penso soprattutto a Norm Macdonald, che hanno, cioè, di vari comici, soprattutto americani, appunto italiani non lo so, che, sono, state vittime della ludopatia. Secondo te, forse potrebbe essere una Più cazzata, più più giusto definirla azzardopatia, eh. azzardopatia. Sì, perché ludo è il gioco in generale, quindi Allora, grazie alla precisazione doverosa. no, lo L'azzardopatia, so perché ci tengono, secondo te c'è una correlazione tra l'essere incline, avere insomma una personalità, un carattere, un'anima incline all'azzardopatia e la ricerca poi della comicità, oppure è assolutamente casuale? O almeno in te vedi dei punti comuni tra quello che poi ti spinge ad andare sul palco, Sì. e quello che... Allora, il mestiere che faccio e l'azzardopatia, questo non l'ho detto io, l'ha detto la psicologa che mi ha tenuto in cura per un po', hanno assolutamente la stessa origine. La st lo nascono dallo stesso disagio, che è quello di farsi notare, farsi vedere. Era il mio, no, una mancanza d'affetto, per cui ho iniziato a fare il comico, ma veramente da bambino, ad ogni festa comandata, quando avevamo gente in casa, io mi inventavo qualunque cosa, perché avevo bisogno proprio di essere notato da bambino, perché c'era una carenza in questo in questo senso. Questo, chiamiamolo buco dell'anima, chiamiamolo un po' come vuoi, viene sempre definito. E poi anche, lo stesso che mi ha portato in un momento di più forte disagio a spegnere il cervello davanti a una slot machine, perché questo era per me la slot machine, era una pausa, era uno spegnersi, avevo bisogno di quello. Un No. altro gioco più attivo come potrebbe essere, che ne so, il poker, piuttosto che le scommesse, piuttosto che il blackjack, sei costretto a pensare ai numeri anche, non avrebbe fatto per me. Io avevo bisogno di una cosa proprio alienante e quindi ho trovato quello. Okay. Grazie mille. Ma infatti no, volevo dire se questa cosa ma mi interessa molto perché io mi sono sempre chiesto perché, la gente si fissa sulle macchinette, perché comunque è una cosa che non è che dà, cioè anche visivamente, per dire io, gioco ai videogiochi e mi capita di stare tanto tempo a giocare e perdo il senso del tempo, però perché c'è una storia magari che seguo. Invece le macchinette sono proprio una cosa che No, le macchinette, beh, intanto sono concepite in modo da, una volta che tu inizi a giocare, a mollarle
molto difficilmente, è proprio una questione di suoni, quei suoni che ci sono, quei colori che ci sono, quel tipo di luce che emettono, cioè è fatta apposta per stimolare delle zone del cervello che liberano poi delle endorfine che ti fanno rimanere lì. Quindi è concepita apposta in quel modo, non è... Sì. E c'è tutto uno studio dietro, cioè Sono delle belle trappole. si sono organizzati bene. Sì, Che sì, roba. sì, sì. Ma E posso chiederti, vai. cioè, tanto mo è un discorso lungo, ne facciamo uno spettacolo intero su questo, quindi Sì. però, cioè, come è successo, anche in breve ora, cioè, come è successo che sei diventato dipendente e poi come ne sei uscito, se non ti spoiler lo spettacolo, però se no... No, ma vai, nessun problema. Allora, io ho iniziato a giocare durante quel famoso tour estivo di Zelig. C'erano questi pomeriggi lunghissimi, non stavamo insieme, tra comici, ognuno si faceva abbastanza i fatti suoi. E io ho iniziato ad andare in giro per le città dove eravamo e a mettere qualche moneta in queste slot che in quegli anni, parliamo di 12 anni fa più o meno, cominciavano a essere un po' più presenti nei bar, ma avevano sostituito sostanzialmente i videogame arcade, no? Quindi era un passaggio che sembrava assolutamente innocuo. E all'inizio era una cosa innocua. Quando sono tornato a casa a settembre, in realtà ero già assolutamente dipendente da questa cosa, solo che i primi anni, durato 7 anni, li divido in 2. La prima metà non mi sembrava né una cosa pericolosa. Mi ripetevo la classica cosa: smetto quando voglio, ma proprio banale, però è così. E poi invece gli ultimi mi sono reso conto di avere un grande problema, mi sono reso conto che non riuscivo a controllarlo, ma ho tentato, prima di chiedere aiuto, di smettere da solo. Ci ho provato veramente con tutto me stesso, ma non ci riuscivo. E alla fine la chiave di volta è stato intanto dire di avere questo problema, ammetterlo con me stesso e dirlo a chi mi stava intorno, alla mia famiglia, alla mia compagna, e poi farmi aiutare in maniera professionale. Sono andato al CERT, dove curano le dipendenze, ma soprattutto ai gruppi di automutuo aiuto, che sono poi quelli che si vedono nei film americani, dove ciao, sono Daniele, che io ti giuro, cioè non credevo, sono veramente così, esistono. Te ne parli anche in un monologo, Sì, sì, cioè nello spettacolo, quello che hai fatto a sì, sì. Zelig, perché ho visto un po' di No, cose. è successa veramente quella storia lì del ciao, sono Daniele. Ah, ma sei quello di Zelig? C'è scritto anonimi fuori. È una storia vera. Sì. No, è veramente interessante, infatti no, mi spiace che non possiamo venire a vedere allo spettacolo perché siamo Però a casa. No, Però... vabbè, farò, però tanto questa è una que- cosa che porto avanti parallelamente agli spettacoli stand-up, che più o meno ogni anno e mezzo cambio. Questo invece secondo me rimarrà per un Tra po'. l'altro spettacolo che quindi, dicevamo prima di andare in onda, fai anche per le scuole superiori, adesso stai facendo su Sì, Zoom per le scuole superiori. Io lo trovo fantastico perché sì, appunto nessuno mi ha mai detto, quando io facevo il liceo, di stare in campana con queste cose, tant'è che io il monologo che ho visto sui Gratta e Vinci, dove ho comprato un box di Gratta e Vinci, io poi di box di cioè di pomeriggi in cui ho comprato il box di Gratta e Vinci ce ne sono stati altri 3, cui convincevo gli amici a dire no, ma prendiamoli, dai, vedi che poi vai sopra, e poi chiaramente sono sempre andato sistematicamente sotto, perché chiaramente il no, gioco ma è concepito così, è sì, sì, concepito certo. per farti andare sotto. Cioè, quando si dice il banco vince sempre, il banco vince sempre. Non si Eh, scappa, non si scappa. Va non bene, si allora scappa, è una regola quella lì. io passerei adesso alle domande dal pubblico, quindi invito le Sì, anche persone. perché c'è uno qua che lo vedo che ha scritto: "Non ci cagano assolutamente", che Sì, come sì, cagano. sì, ce ne sono tantissime dal pubblico oggi di Faccio un YouTube. paio da Instagram, intanto che Sì. Stefano guarda una molto specifica, che è: cosa ne pensi del ritiro di Undertaker? Un grande dolore, però voglio dire, Quanti povera anni ha? bestia. Lo ricordo io quando ero io alle medie, forse mi ricordo di Beh, Undertaker. sì, Undertaker ha esordito in WWF, allora a 20
3 anni, quindi era giovanissimo, per questo è una carriera molto... Però Undertaker è vicino, credo, ai 60 e la sua mossa finale, che poi è il pile driver, quello dove lui prende il tizio, lo ribalta e poi scende giù in ginocchio. Tu immagina un uomo di oltre 2 metri con tutto il suo peso e il peso di un altro che si butta sulle ginocchia e lo fa per 1.000.000 di volte. Ecco, quindi Undertaker sostanzialmente non ha più le ginocchia, quindi direi che è il momento il di momento. ritirarsi. Spiace Pone perché immediatamente. E poi te ne faccio spiace. un'altra, poi lascio a Stefano. Vabbè, essere l'unico a Zelig e hai fatto anche Colorado tu? Ho fatto una puntata di Colorado, una delle esperienze più dolorose della mia vita. Allora forse si collega a essere l'unico a Colorado e Zelig senza personaggio e tormentone. Ti ha dato problemi? Sì, sì, ero io in Hate nell'ultimo spettacolo stand-up che ho fatto, la racconto questa cosa qui, dove dico che ero sempre nel quinto blocco, cioè in fondo, no, e poi vabbè ovviamente la esagero, cioè gli dico che Bisi ogni tanto salutava e poi diceva: "Ah no, c'è ancora Racco", però è abbastanza vicino alla la battuta è che il giorno dopo i miei amici mi dicevano: "Ti ho visto a Matrix, sei stato bravissimo". Perché ero veramente sempre in fondo, ma perché non c'era la considerazione. Invece a Colorado ho provato in tutti i modi, nell'unica puntata che ho fatto e mi hanno stravolto molto il testo, a omologarmi a un tipo di... e forse per un po' ci sono anche riusciti. Mi hanno stravolto completamente il pezzo. Quindi poi alla fine è venuta fuori una cosa diversa da quella che volevo raccontare io, ma infatti è una puntata e basta. Questa cosa, Allora, questo il fatto che ti stravolgano i pezzi Diciamo che è un divorzio consensuale. questo si collega a una domanda che ti volevo fare. Tu, quindi, essendo stato un monologhista che porta se stesso sul palco, come ti sei trovato in un mondo dove invece c'erano gli autori in un modo molto, cioè erano molto più presenti prima rispetto ad adesso, in cui quando vai a fare, non so, dico per esempio, andiamo a fare Comedy Central, tu c'è libertà assoluta, poi c'è l'autore che ti Sì, dice "Guarda, questo o quest'altro, però la parola iniziale e finale spetta a te", mentre prima sì. a Zelig la presenza degli autori era molto più forte. Come ti Beh, ci era... come ti ci sei adattato? Beh, intanto lavorando insieme a queste persone, non ti dico quotidianamente, ma quasi, si creano anche dei rapporti d'amicizia, no, per cui, io lavoravo soprattutto con Carlo Turati e Teo Guadalupi, che poi in commissione autori, quindi con Gine Michele, che poi sostanzialmente erano quelli che decidevano tutto, ogni autore aveva un tot di comici che seguiva e quindi perorava la causa dei comici che seguiva. Devo dirti che mi hanno sempre difeso, anche oltre il difendibile, quindi alle volte son passate delle cose che non avrei mai detto, ma non era una censura, era proprio che si andava in prima serata su una rete Mediaset, quindi c'erano delle cose che proprio non si potevano dire, fine, basta. E quindi venivano cambiate. E poi succedeva anche che dicevi delle cose perché sembravano innocue, invece c'era sempre qualcuno che si incazzava. Questo era Regolare. regolare, non solo con me, cioè, poi l'avvento dei social ha amplificato tutto questo, no? Per cui poi la gente scriveva sulla pagina di Zelig, no, quel comico lì perché ha fatto questa battuta, cioè, frustrati ce ne sono tanti. Sì, tantissimi. Stefano, vai con un po' di domande dalla chat prima che ci iniziano a A insultare. proposito di frustrati del web, leggiamo le domande del pubblico. No, scherzo, non voglio insultare il pubblico. No, ci chiede, le vado in ordine, ci chiede Grumbol, cosa ne pensa di Marco Della Noce e se la notorietà possa essere distruttiva? Vabbè, Marco intanto è un caro amico ed è una delle anime più belle che io avevo conosciuto in questo mondo. Sempre un sorriso, sempre, anche quando poi abbiamo scoperto dopo aveva davvero un sacco di problemi. Mi ha fatto piacere potermi schierare dalla sua parte e poterlo in qualche modo aiutare e riportarlo nel posto che gli spetta, secondo me, che è uno di quelli importanti nella comicità italiana, è uno che fa ridere ed è uno che ha sempre fatto anche, pur attraverso un personaggio, delle belle battute cattive, scorrette, mi piacevano a morire. Per me il meccanico della Oriano Ferrari rimane una delle cose più divertenti. Io poi faccio il monologhista, lo stand-up cattivo, ma io rido con quella roba lì, vi dico la verità, cioè Sì, sì. anche, e non lo trovo sconveniente.
ricordo mi faceva ridere a me quando lo vedevo, ero Madonna, ragazzi, dai. Una volta ricordo una che non gli fecero fare, quando lui sostanzialmente raccontava che facevano gli scherzi a Soce-Machel e mettevano il motore della F399 in tutte le cose. Ce n'era una dove questo motore veniva montato nel vibratore della moglie di Schumacher. Quindi quella lì purtroppo non è mai andata in onda, ma faceva veramente scassare. Bene. E allora, un'altra domanda è: dopo anni di gavetta e TV, riusciresti a fare uno spettacolo intero improvvisato col pubblico senza copione? Sì, sì, sì. Sì. Era sì. Lo faccio anche se ho sempre odiato, lo dico, ed era una cosa prettamente romana quando ho cominciato io. Questa gente che faceva lo spettacolo non col pubblico, cioè sul pubblico, per cui arrivavano e iniziavano a insultare praticamente le persone. E tant'è che si creava questa roba per cui la gente entrava nei locali e dicevano: "Ma il comico di stasera chiama?" Chiama. Insomma, minchia, interroga, che roba. E io dicevo: "No, lo spettacolo lo faccio io, tranquilli", cioè, perché a me è sempre piaciuto farlo. Però sì, no, sarei in grado di credo. Poi non so, non l'ho mai fatto. Io improvviso molto, quindi penso di sì. Bene, ce ne sono un sacco di domande. Leggo, sì, c'hai tempo? Vedi. Io sì, Possiamo. sì, ho tempo ragazzi, non c'è problema. Un altro chiede come ha visto Benigni passato e presente tra gli stand-up comedian. Quindi, come hai fatto a mettere questa cosa? Ah, l'ho messa io? C'hai cliccato sopra, credo. Sì, esatto, c'ho cliccato sopra e succede questo. Vedi che Fallo. Allora, l'ho scoperto non lo adesso. so, quindi rispondiamo tutti. Sì, vedo prima. Allora, intanto Benigni quando faceva prettamente il comico, l'altra domenica, quelle robe lì, quando era sostanzialmente nella compagnia di Arbore, faceva tanto ridere, tanto, tanto, ed era uno molto peso per l'epoca, cioè Bello veramente molto toscano. sopra le righe. Poi con l'età, secondo me, con i buoni sentimenti che ti arrivano quando invecchi, si è molto omologato. Quando ha imparato secondo me gli ha fatto male imparare la Divina Commedia a memoria. Sostanzialmente quello sia stata una cosa che ha Sì, occupato troppo spazio nella RAM e quindi no, beh, sì. poi penso che in generale comunque non ci sia nessun comico che pensa male di Benigni. Penso che questo sia No, un ma po' un dai, misunderstanding che cioè, per colpa dei comici sia arrivato al pubblico che se un comico non fa il tuo stesso stile comico, allora ne pensi peste e corna. Però non è, cioè, ma Benigni comunque sia un ragazzi, grande. Benigni è un intoccabile, cioè, ma come si fa? Ma noi non esisteremmo Secondo me, se qui la cosa è che uno pensa al comico non come una persona che ha un suo percorso artistico, ma a uno che deve intrattenere me, e se tu cambi, cioè magari mi hai intrattenuto per tanto tempo in questo modo appunto più caustico, se poi cambi di passo e tu dici mi hai tradito, cioè come se avessi tradito. succede anche il contrario, eh. Io ho avuto molta gente che non mi segue più da quando i miei monologhi sono diventati un po' più duri, ancora più duri, Sì. che m'hanno detto: "No, no, finché parlavi della tua famiglia, finché parlavi della Calabria", mi piaceva molto, no, ma io parlavo della mia famiglia di origine calabrese per poter parlare dell''ndrangheta, però facevano molto più ridere le battute sulla famiglia calabrese, no, e le altre passavano, in secondo piano. E alcuni mi hanno mollato completamente, ma dichiarandolo anche, no, cioè: "Non ti seguo più". Vabbè, pazienza. Però, cioè, da una parte ci può anche stare, però insomma, sono vere entrambe le cose, cioè uno comunque c'ha un percorso personale e poi tu puoi seguirlo, o meno. Però in generale io penso che, cioè, è come anche quando si parla spesso di Luttazzi, insomma, di vari comici che poi adesso non si vedono più per vari motivi. Comunque, cioè, tu li hai apprezzati, li hai amati per un buon corpus comico che Ma esiste e che certo. è stato, e poi quello che è successo dopo alla fine sì, è un'altra cosa, però non è che per questo devi disprezzarlo, cioè cioè è Eh, legittimo che cambino o che facciano altre cose, diciamo, secondo me. E Assolutamente. Sì. Faccio un'altra domanda sul wrestling. Vai. Ultimate Warrior è stato il Maradona del wrestling? No. Bene, no, bellissimo, mi piace così, teniamola così. Allora, è Vuoi questa, che spiego? sì, Vuoi che ampio la risposta? qual è il tuo wrestler comedy preferito? Che chiede Peppu.
Il wrestler comedy? Non so, diciamo il tuo wrestler preferito. Non so, magari pensavo che ci sono quelli comedy, non mi sono mai piaciuti. No, il mio wrestler preferito è Tommy Dreamer. Chi è? Chi era? Chi è? Non conosce nessuno. È stato campione hardcore nella WWE, ma è uno di quelli che ha fatto una carriera veramente lunga e tecnicamente credo che sia uno dei migliori. Però non ha mai avuto le grandi luci della ribalta, ma c'è sempre stato. C'è stato veramente per tanti anni. E mi piace perché quando la WWE gli ha detto non ti facciamo più combattere, ma ti usiamo come allenatore, commentatore, manager di qualcuno, lui ha detto no grazie ed è tornato a fare il wrestling indipendente. E quindi è un eroe. Va bene, Stefano, vuoi fare un'ultima domanda? Perché comunque sia sono le 8, secondo me vogliamo andare a cucinare a un certo punto. C'hai fame? No, abbiamo fatto un'ora per Daniele, lasciamolo libero, nel senso che poi... Guarda, non è che abbia grandi impegni. Ne sono rimaste 2, facciamole tutte e 2. Vai. Sempre dello stesso, questa mettila in evidenza, questa su Tiziano Ferro, sì. Che dice: anni fa in una battuta dicevi che il fatto che Tiziano Ferro fosse un cantante gay era una notizia, ma più per il fatto che fosse un cantante. Se lo dicessi oggi, in quanto tempo verresti linciato vivo? Linciato vivo? Allora, sai che io in alcune situazioni lo inizio ancora così lo spettacolo, nessuno si è mai arrabbiato, anzi, perché poi siccome è una battuta scorretta e lo denuncio, mi rendo conto che questa battuta è scorretta e a tratti omofoba, ma io la faccio perché Salvini mi manda 5 euro e ho 2 figli da mantenere. E questo era l'inizio, cioè però, ma chi se ne frega, è una battuta. Poi non è neanche omofoba come battuta, cioè nel senso la gente... io dico che Tiziano Ferro ha fatto questa dichiarazione, perché spiego che cos'è il coming out, no? Sì. Quello che ha fatto stasera, perché inizio dicendo io farò coming out. E quindi dico, Tiziano Ferro lo ha fatto, ha detto sono un cantante omosessuale, lo scoop è che è un cantante, il resto era molto chiaro. Tra l'altro consiglio a tutti sinceramente il documentario su Tiziano Ferro perché è molto bello. Sì. Ma sì, è un grande alla fine noi facciamo le battute sulle persone, però alla fine gli vogliamo anche bene. Ma gli vogliamo bene, ragazzi. Ma, ad esempio, in questo momento, quante battute abbiamo fatto, ma anche fra di noi, su Fedez e sua moglie? Ma in realtà, come si fa a volergli male a sta coppia qui? Che è presentissima, ha un cuore nuovo. Cioè, si può volergli male. La mascherina, sono gli eroi positivi di questa. Ma hai capito? E l'ultima, facciamo questa qui sempre sua, che è quello su Ananas. Sì. Dice: il blog comico Ananas raccontava che a Zelig c'era gente che aspettava mesi di andare in onda e li bloccavano in attesa e non poteva nemmeno esibirsi dal vivo per contratto. È mobbing. Che ne pensi? Una domanda che già lui c'ha già la risposta sua, però tra l'altro è molto carina questo massimo delle pene. Ed è sbagliata perché almeno io parlo per me, ma io avevo di solito con Zelig facevi così, tu avevi un contratto che partiva dalla puntata che registravi e poi ti opzionavano le altre che mancavano alla fine della produzione. Quindi che ne so, tu registravi la terza puntata e avevi le altre 10 puntate opzionate fino alla fine opzionate, per cui ti potevano chiamare o meno, no? Vero è che sapevi questa cosa all'ultimo, ma perché costruivano la scaletta in base, che non lo so, e magari ecco non è proprio una gentilezza quello di fartelo sapere all'ultimo che registrerai, e c'era effettivamente da parte nostra quest'ansia, questa attesa, però io andavo a fare le serate, anzi sono stato anche in agenzia con Bananas, che era la diretta. Io mi continuavano a trovare le serate durante le registrazioni di Zelig, non mi hanno mai tenuto fermo perché avevo il contratto per la trasmissione in essere, quindi e che io sappia non l'hanno mai fatto con nessuno, non saprei, quindi mi sento di dire di no. Ma... Grazie mille della risposta. Adesso è diventato un podcast dove le persone fanno domande polemiche e non so se... sì, ma perché? Non lo so. Però grazie mille per aver risposto. Va bene, abbiamo fatto 1 ora e 10 di podcast. Vedi, quando si dice quanto vuole il tempo, quando ci si diverte. Daniele, grazie mille perché... Grazie a te, grazie a voi dell'invito, davvero. Sono molto interessanti. Molto interessanti che ti volevo chiedere da un po'. Speriamo di poterci vedere dal vivo presto. Madonna, prestissimo.
ci siamo Allora, tutti. il primo lockdown è arrivato quando io avevo programmato di venire a Roma per Pasqua. Ho detto andiamo giù in vacanza per Pasqua, stiamo lì una settimana e intanto io in questa settimana chiamo un po' di persone che conosco, vedo di trovare dei palchi, delle cose, niente, lockdown. Quindi Speriamo, è solo rimandato. speriamo Sì. dai, a primavera ci incontriamo tutti a Alla fare grande, da qualche parte, sarebbe molto bello. alla E, grande. Daniele, grazie mille. Io invito tutti quanti a Grazie davvero. seguire Daniele su tutti i social. Prima o poi tornerà a esibirsi da Devi, noi. devi E firmare qui. poi quando verrai a Roma dovrai firmare il blocco che sta dietro Stefano, che è pieno di firme, anche se adesso questa luce angelica non si vedono, è pieno di firme. Lo farò volentierissimo. Mi raccomando, ci tengo particolarmente. Grazie di nuovo Daniele, grazie anche a Stefano, grazie a tutti Grazie a quanti te. e tutte quante le persone che ci hanno seguito. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao.